Siamo alla fase finale di questa puntata del Beppi Quiz. Prima di partire dobbiamo però capire chi tra Luca ed Eleonora dovrà occupare questo scranno, mentre Michele di Valsecca siamo accomodati dall'altra banda. Per decidere chi di voi due insomma occuperà la posizione numero 1 abbiamo la mitica domanda di spareggio offerta dal nostro notaio Corrado Gotti, che adesso moleca il grignuno della Serie A. Adesso angrigna. Vai Corrado! Allora, quanti campionati al massimo l'Atalanta ha giocato in fila consecutivamente? Di Serie A ovviamente. Di Serie A. Quindi quante stagioni consecutive l'Atalanta al massimo ha fatto in Serie A? Prima lei, dai, difficile. Prima lei. Signore. Anche perché lei è milanista e con Lambrocchi. 5. Luca. 6. Di più? Vabbè, guarda, stendiamo un velo pietoso su come sei arrivato a occupare questa posizione. Corrado, qua c'eri. 15. Ma com'è 5? E sono milanista, Ma ho capito, ti chiuderei qua c'è oltre il Milan l'incontro all'Atalanta. No. No. Ma perché avevo capito un'altra cosa. Cosa avevi capito? Quanti anni di seguito è stata l'Atalanta? In Serie A. Serie A. E invece? 5 secondo te al massimo. Sì. Abbiamo fatto 50 o 51 campionati. 51 campionati, ma ne avremmo fatti 15 di fila, no? No. Vabbè, dai. Luca, parti tu. Are you ready? Are you ready? No, te che di yes I am. Di yes I am? Yes, I am. Yes I am, ok, a campà. Quante banche ci sono in provincia di Bergamo? 766, 1066, 1266, una ogni estremas. Sai cosa vuol dire estremas, no? Sì. Banche. 1266. Ce ne sono 766. Ti sembrano poche? Tu ne volevi dire 200. Te ne bisogno, insomma. No, niente. Allora Luca parte male. Vediamo la nostra milanista come va. Ma lo segui il Milan o dici così che sei milanista tanto per rompere le scatole? Di famiglia. Ah, sai cosa sta facendo il Milan? È un po' schifo. Però lo so. Siamo orgogliosi. Come si divide il comune di Rota di Magna? Rota sopra e rota sotto, rota dentro e rota fuori, rota alta e rota bassa, rota sciora e rota martera. Rota sopra e rota sotto. No. Effettivamente, se pensiamo a com'è di solito, i paesi sempre su e sotto. Rota invece è particolare, rota dentro e rota fuori, Michele avrà saputo. Rota dentro e rota fuori. Niente, 0 anche per Eleonora. Ma se mi ha portata qua cubi energetici ogni tanto, ma che ti danno un po' di soluzione. Michele, domanda anche per te. Nel 1189 il vescovo Sicardo, ma mia che la c'era lei, insomma se la tabura, se ti capita la chiesta, vuoi che la cambi? La cambi è mia. Nel 1189 il vescovo Sicardo ordina di costruire tra gli altri il castello di Fornovo come sistema difensivo di quale città? Brescia, Cremona, Milano, Costantinopoli. Fornovo. Cremona. Bravo, bravo Michele, era lì che vi volevo. Fatto il ragionamento, dov'è Fornovo, vicino, Costantinopoli più di amici, no? Un po' più là. Emilia. Scelgo io? Tu hai detto che sei imparentata con chi? Con Luca. In qualità di? Sorella. Sorella. Sì. Non si vede? Sì, un po' sì, guardandovi. Però c'hai un po' più di capelli. Sei anche un po' più bellina. Li ha dati tutti a me. Vabbè. Emilia, cosa diamo all'avversario subdolo di tuo fratello? Scelgo io. Mia argota de scadita, No, questo. Formagella tala bene. Anda bene. Formagella, buono. E riparto da Luca. Se un pastore vicino a Clusone vi dice che la sua malga è al VAC, cosa significa? Che è occupata dalle mucche, che è andata in rovina, che è rivolta a nord, che l'ha solo incomodato d'uso. Con la malga al VAC.
Che rivolta a nord. Cosa te lo fa credere? Niente. Te lo dico io, bravo, è vero. Perché l'altro sembra... E il contrario, che lo suggerì, quello è il contrario del VAC. Al sulif e al VAC. Arriva dal latino tardo, vagum, ombreggiato, il contrario è al sulif. Quindi alcuni in altre zone dicono Aroers, no? Che le nostre parti. Infatti a Clusone invece si dice al VAC e anche in tutta la Val Camonica. Va bene, cosa anche dai tuo fratello? Cosa vuoi? C'è già un altro fono, meno gentile. E gli altri cosa ne porto? Te, fratello. È tuo fratello, perché lo devi trattare male, insomma. Dovresti trattarlo con maggiore riguardo. Eleonora, presso quale comune i numerosi rami sorgentizi del Brembo diventano finalmente un unico fiume? Cioè, si ritrova e diventa un fiume e basta. Lenna, Olmo al Brembo, Branzi, Carona. Tu sei di Sorisole, quindi un po' sei valbrembana, bassa. Direi Lenna. Diresti Lenna? E diresti giusto, brava. Il principale è il Brembo di Carona, che a Branzi si unisce al Brembo di Valleve, a sua volta originatosi dalla congiunzione del Brembo di Foppolo col confluente di Cambrembo. Il Brembo di Branzi, detto anche orientale, si unisce poi a Lenna con il Brembo di Olmo, detto anche occidentale. E qua c'è la urcata di. Pensa a te. Cosa vuoi, cara Eleonora? Andrei sulle salamelle. Perché? Queste? Cos'è Gregne? Ma porco cane. 3 salamelle. Vai. Numero perfetto, numero esoterico. Ah sì? Cosa vuol dire esoterico? È un discorso Con dei significati magici. È spirituale. 3. 3. Anche se riferito a salamelle? Anche le salamelle. È esoterica anche la salamella. Salamelle esoteriche. Oh, capito. Qua c'è la urca mi impara. È il concorrente che insegna. Bravo. A casa saranno dicendo che programma culturale che Sodrea è. Michele. Se visito il museo il famoso museo Bernareggi di via Pignolo, che cosa vedrò? Attrezzi agricoli, arte moderna, arte sacra, componenti per tuning. Per tuning no. Me gregne perché i domande ci faccio solo tacce mi spai, ma ricorda mia, dopo a leggerle ma le gregne anche a me, no? Museo Bernareggi con i belli spoiler. La sera, i biglietti. Per me arte sacra. Bravo Michele. Abbiamo una fotografia del Museo Bernareggi? Sì, ce l'abbiamo, la vedremo. Va bene, eccolo lì. Emilia. Sì? Hai visto come è più accomodante nei tuoi confronti? Suo fratello lo tratta... Sì. Sono educata. Quello che vuoi. Strani. Quello che voglio io? Dei biscottini. Biscottini. Biscottini, questi qui sono... Sono quelli di Grassobbio, questi qua. Confezionato... Sì, Grassobbio, pasticceria Elzi. Bene. Siamo... Michele quanti? 2. Eleonora 1. Anche se è trivalu. E 1 anche te. Luca. In provincia di Bergamo ne esistono 22. Di cosa? Compagnie di carabinieri, dighe, poeti dialettali iscritti all'albo, varietà di mele. Questa è offia. 22. Dai, comincia a ragionare che non 30 edere. Compagnie carabinieri no. C'è più o di meno? C'è anche di più, secondo me. Compagnie, non stazioni. Dighe. Sicuro? No. Allora, me lo stai dicendo o non me lo stai dicendo?